Oggi ci troviamo nel Mercato dei Vergini, uno dei più antichi della città. Ogni giorno i napoletani vengono qui a comprare ciò di cui hanno bisogno, cose da mangiare, ma anche vestiti e scarpe. Quanta gente! È sempre così! Sì, sempre. Ai napoletani piace molto stare al mercato, è un po' come stare sempre a una festa. Francesco, dimmi una cosa. Ma è vero che i napoletani sono così furbi? A Napoli sai come si dice? Caniscione e fis. Rentos. No. Stacco. Rento pusha. Chansin Wei Ben. Significa che i napoletani sono sempre molto attenti. Però essere furbi a volte non aiuta. Ti racconto una storia. Una volta un macellaio andò da un avvocato e disse: Dottore, posso chiedere un consiglio? Un cane mi ha rubato le salsicce dal negozio, che devo fare? L'avvocato rispose: trova il padrone del cane e fatti dare i soldi per quello che hai perso. Il macellaio allora fece: bene dottore, il cane è vostro, i soldi dovete darmeli voi. L'avvocato prese il portafoglio e pagò subito il macellaio. Mentre il macellaio se ne andava, tutto contento, con i soldi in mano, l'avvocato lo fermò e disse: aspettate, voi vendete salsicce, ma io vendo consigli. I soldi adesso dovete darmeli voi. Questo significa che la furbizia serve a poco. Nella vita bisogna essere intelligenti.